sono il maggiore Stilian Cortese della Guardia di Finanza. Ok. Buongiorno avvocato. Sono l'avvocato Naso e difendo tra gli altri anche l'imputato Casamonica Salvatore, interessato dalla sua deposizione. Allora, io vorrei ripercorrere alcuni punti della sua deposizione e chiederle alcune precisazioni. Iniziando da questa circostanza, lei ci ha riferito che il cosiddetto francese, quello che chiamiamo il francese, e Armando Paolacci si incontrano per la prima volta in carcere in Francia e poi si rincontrano una volta usciti dal carcere in Italia. E Paolacci in Italia, in debito per essere stato aiutato dal francese in relazione alla sua difesa in Francia, lo metterebbe in contatto con quello che lei ha definito il suo datore di lavoro. Allora, in relazione a questa circostanza le chiedo: avete riscontrato la circostanza che effettivamente Paolacci sia stato aiutato per la sua difesa dal francese, e facendo che tipo di accertamenti? Allora, i fatti relativi alle relazioni di cui ho parlato tra il francese e Armando Paolacci, diciamo le relazioni francesi del francese e Armando Paolacci, come ho detto, mi sono state riferite dal francese stesso. Accertamenti li abbiamo fatti attraverso, abbiamo interrogato, abbiamo chiesto informazioni al collaterale francese, che ci ha risposto che effettivamente sono stati entrambi in carcere a Marsiglia in tempi sovrapponibili. Sì. Poi il francese mi aveva detto che aveva presentato a Paolacci un avvocato in grado di difenderlo. Esatto. Io questo non l'ho potuto riscontrare. Quello che ho riscontrato però è che effettivamente successivamente sia il Paolacci che il francese contattavano in Francia lo stesso avvocato, Rosato Olivier. Successivamente il francese mi ha detto, o meglio ha detto all'ufficiale dello SCICO che gestisce le operazioni sotto copertura, che quel Rosato Olivier era proprio quell'avvocato che aveva aiutato Paolacci in quella fase. Chiaramente non ho altro, non potevo... Quindi che effettivamente poi Paolacci nella sua difesa in Francia sia stato effettivamente aiutato da quell'avvocato, tanto da sentirsi in debito con il francese. Al di là del racconto del francese non vi è un riscontro specifico? No, sono fatti accaduti prima dell'avvio delle indagini. Sì, questo sì, però diciamo poi dopo non ci sono state conversazioni con il francese in cui Paolacci è tornato sul discorso ringraziandolo, non ho altro rispetto a quello che ho già riferito. Quindi l'avvocato non è stato interrogato sul punto, non sono stati acquisiti atti relativi al procedimento in Francia? No. Su questo vi è il racconto del francese? Sì. Non vi è riscontro? No. Senta, invece il fatto che Paolacci abbia definito, sempre chiaramente a dire del francese, il suo datore di lavoro, Salvatore Casamonica, che poi infatti presenterà allo stesso, ha avuto un riscontro specifico? Cioè, sulla base di cosa Paolacci definisce Casamonica Salvatore il suo datore di lavoro? Secondo il francese Paolacci trasportava cocaina per conto di Salvatore Casamonica. Ecco. Non ho ulteriori riscontri di questo, se no avrei arrestato Paolacci per narcotraffico. No, riscontri bene, ma un qualsivoglia tipo di accertamento per verificare che effettivamente Paolacci quando abbiamo iniziato l'indagine era in carcere per la vicenda dell'hashish di cui abbiamo parlato, vicenda di hashish sulla quale però Salvatore Casamonica intercettato dice chiaramente di non c'entrarci nulla lui con quell'hashish, tant'è che in qualche modo critica Paolacci dicendo che in questo caso aveva fatto un lavoro che non era il suo, cioè l'organizzatore. Paolacci doveva, secondo Salvatore Casamonica, limitarsi a fare quello che doveva fare, cioè trasportare lo stupefacente. Ma
diciamo, secondo l'esito delle vostre indagini o anche ipotesi che eventualmente abbiate fatto, vi sono elementi, avete elementi per ritenere che effettivamente ci fossero dei rapporti, poi vedremo se illeciti o non illeciti, tra Paolacci e Salvatore Casamonica precedentemente a questa vicenda? Sì, ci sono stati, abbiamo una serie di evidenze dai tabulati, di telefonate fra i due, e anche poi dopo, quando Paolacci viene rilasciato, noi abbiamo delle telefonate fra Armando Paolacci e Salvatore Casamonica, però come ho detto io non ho mai intercettato nulla sulle utenze telefoniche relative a Salvatore Casamonica che avesse anche solo in potenza qualcosa di criminogeno, tant'è che le uniche telefonate che ho sono finalizzate a degli incontri, poi durante gli incontri succedevano cose come quelle che abbiamo intercettato. Questo dopo, cioè nell'ambito della vostra indagine? Nell'ambito della nostra indagine. Però dico, per definirlo all'epoca, cioè quando poi torna in Italia dopo l'esperienza carceraria in Francia, il suo datore di lavoro, avete elementi che vi consentono di ritenere questo? No. Vi faccio degli esempi. Sono mai stati fermati insieme? Sono mai stati indagati insieme? Sono mai stati imputati insieme? No. Salvatore Casamonica e Paolacci? Salvatore Casamonica e Paolacci non sono mai stati indagati insieme, a meno che, cioè nel senso, io non ne ho evidenza e contezza, però c'erano contatti sia telefonici prima e telefonici e fisici dopo, cioè si sono incontrati diverse volte anche dopo, quando poi Armando Paolacci è uscito dal carcere, e comunque ci sono stati rapporti tra i due, ecco. E anche avevamo delle telefonate tra Salvatore Casamonica e la compagna, la moglie di Paolacci. Ma questo lei dice prima della carcerazione francese di Paolacci? No, dopo. No, io mi riferisco a prima, perché Paolacci definirebbe Casamonica Salvatore il suo datore di lavoro in un tempo precedente. In un tempo precedente. Assolutamente, no, non ho evidenza. Nel tempo precedente no. Quindi su questo, quanto ha riferito il francese, non vi è un riscontro specifico? No. Senta, poi mi interessa capire questo. Lei, raccontando l'inizio della collaborazione del francese con voi, ha riferito che nel gennaio del 2017 si mette in contatto con alcuni ufficiali dello SCICO e poi con il comandante dello SCICO si mettono in contatto con il procuratore, all'epoca procuratore aggiunto della DDA, il dottor Prestipino. Allora le chiedo, questo contatto del francese del gennaio 2017 con gli ufficiali dello SCICO, lei interviene dopo, però ricostruendolo, come avviene? Non lo so. E come non lo sa? Lei me lo chiede e io le rispondo che non lo so. Non ha verificato, non si è interessato, non ha cercato esatto. di capire, proprio per saggiare la credibilità dell'attività del francese. Lei più di una volta ha detto che era molto attento nel rapporto. Sì, ma questo è vero. Io ero molto attento ed ero anche molto, come posso dire, chiaro con il francese. Sì. Però io vengo convocato dal procuratore DDA di Roma, mi dice che questa persona è stata nominata, tra altre cose è vera, la nomina un generale di corpo d'armata della Guardia di Finanza. Non mi sono interessato su come il francese sia arrivato allo SCICO, non aveva, cioè, dal punto di vista io faccio indagini, non faccio gossip. Ma come sia arrivato il francese non aveva nessuna, non era interessante per me. Ecco. Maggiore, lei ha troppa esperienza per capire che la mia non era una curiosità da gossip, tale da definirla da gossip. Sì. Proprio per capire come questo francese ha deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria, lei non si è domandato perché è andato ad esempio a parlare proprio con un ufficiale dello SCICO e non con un carabiniere? No, non me lo decide di collaborare, cosa fa? Non me lo sono chiesto e non l'ho chiesto a nessuno, anche perché sapevo che prima o poi qualcuno me l'avrebbe chiesto in dibattimento e volevo poter dire che non lo sapevo, dicendo la verità, non lo so.
Perché voleva poter dire che non lo Perché sapeva? non lo so, non ho idea del perché abbiano scelto la finanza e non i carabinieri o non la polizia, non mi è mai interessato, ecco, e quindi non l'ho mai chiesto a nessuno. Non lo ha quindi ritenuto rilevante per saggiare la veridicità anche dell'operato del francese e No. la credibilità, l'attendibilità? No, l'ho saggiata attraverso altre cose, così come ho detto. Cioè, ho scelto altri strumenti. Andare a chiedermi perché avesse scelto la finanza e non altre forze di polizia, insomma, non ho mai ritenuto necessario, ecco. Ho capito. Quindi lei non sa neanche con chi ha interloquito in prima battuta? No, non lo posso sapere. Non lo so. Io so che a un certo punto ho interloquito sicuramente con l'ufficiale che poi è diventato responsabile delle operazioni sotto copertura, ma non so se è stata la prima persona della finanza con cui ha parlato, non lo so. E non ha ritenuto che magari l'ufficiale dello Scico potesse anche diciamo, con lei come dire, saggiare a maggior ragione l'attendibilità, la credibilità di questa iniziativa del francese? Visto che lei è stato molto attento, più di una volta nel corso della sua deposizione ha ribadito quanto questo aspetto fosse per lei fondamentale, visto Certo. che il francese lei ha definito proprio giocava col fuoco. Sì, però avvocato, mi perdoni, io non ho capito la domanda, non ho capito cosa crede io avrei dovuto fare in più rispetto a quello che ho fatto. Cioè, cosa avrei dovuto fare? Un'indagine a ritroso per cercare No, di non capire... un'indagine, chiedere al collega che per la prima volta aveva raccolto l'iniziativa di questo soggetto, ma ci possiamo fidare? Tu che cosa ne pensi? È credibile? Come ti ha contattato? Cioè, io immagino proprio, mi calo nella situazione e dico, uno che vuole collaborare con l'autorità giudiziaria, cosa fa? Va a bussare in una caserma? Va in procura? Ma Allora, non è- proprio per capire l'operato di questo signore, che oltretutto era mosso a quanto pare da ragioni economiche, quindi a maggior ragione andava sondata la sua attendibilità, mi sarei aspettata che avesse appunto accertato questo. No, non l'ho accertato, mi Va dispiace di deluderla. Va bene. Senta, e in relazione proprio a queste motivazioni economiche che avrebbero mosso il francese, visto la retribuzione che avrebbe avuto da parte della DEA, in proposito a collaborazioni simili, voi anche qui proprio per saggiare la sua credibilità ne avete parlato col francese dei termini economici che avrebbe potuto raggiungere in Italia? No, con me non mai. Io non ho mai gestito gli aspetti amministrativi, non mi sono mai preoccupato di dove dormisse o cosa mangiasse il francese, non era per me interessante. Questo no, ma quando in questa sua attività di verifica della sua appunto credibilità, lei non ha mai detto guardi che qui in Italia non siamo ricchi come la DEA, lì ti hanno dato tot, qui ti potrebbero dare molto ma molto di meno, come è stato, perché lei ha riferito al pubblico ministero che peraltro il francese non è stato affatto contento della retribuzione che ha avuto dal ministero. No, non ho mai detto, non mi ha mai chiesto il francese quanto avrebbe guadagnato in Italia e io non gli ho mai risposto. Neanche a chi si occupava dell'aspetto amministrativo, se lei lo sa? Io non lo so, se però il francese ha chiesto a qualcuno quanto avrebbe guadagnato, io questo non lo so. Lei non ha interloquito con chi si è occupato di questi aspetti? Sul punto Sì, proprio? nel senso, sul punto no, ho interloquito sì, ma non sul punto. Non ho mai chiesto agli ufficiali dello Scico se il francese avesse chiesto quanto avrebbe guadagnato e quindi non so cosa gli abbiano mai risposto i colleghi dello Scico. Però ha detto che sapeva che le ragioni principali che muovevano il francese erano economiche. A lei chi Sì, gliel'ha sì, riferito? sì. E chi gliel'ha riferito questo? Il francese? Quindi un minimo ne avete parlato? Quando ho parlato col francese la prima volta, il francese mi ha detto che lo faceva perché così cercava di guadagnare qualcosa in modo legale e voleva uscire dal giro. Queste erano sostanzialmente le sue motivazioni. E lei in questa occasione, in questo dialogo, che cosa ha detto al francese? Ho solo ascoltato quello che diceva. Non gli ha detto guarda che qui No, non guadagni poco e niente? non gliel'ho detto, anche perché in verità all'epoca io neanche sapevo esattamente quali fossero i tariffari della DCSA. Era un argomento a me ancora sconosciuto, l'ho acquisito, un dato che poi ho acquisito successivamente. Inoltre
potevano ingenerarsi tutta una serie di ulteriori situazioni potenziali. Se la DEA è stata coinvolta, se le indagini avessero portato la DEA ad arrestare, non so, in Sud America esponenti del cartello e a sequestrare lo stupefacente in Sud America, non potevo escludere che poi questa collaborazione del francese con la DEA gli avesse potuto generare un secondo, come posso dire, introito. Io questo non l'ho mai escluso e non l'ho mai neanche sondato più di tanto. E che il francese ci sia rimasto male lo sa perché glielo ha detto lui o perché gli è stato riferito? Me l'ha riferito il responsabile delle operazioni sotto copertura. Senta, poi appunto in relazione all'operato del francese, lei ha detto più volte che poi, nonostante comunque le sue giuste, insomma, titubanze o la sua diffidenza, si è comportato come un bravo soldatino. Lei ha usato più di una volta questa espressione. Allora le chiedo quali erano gli accordi con il francese, tra lei e il francese, per le situazioni che si verificavano, si rivelavano diverse da come le avevate programmate o da come le avevate anche solo ipotizzate? Cioè, che cosa doveva fare il francese quando la situazione era diversa da come... Allora, diciamo che noi ipotizzavamo durante il briefing uno scenario probabile. Sì. Poi ne ipotizzavamo anche diversi, Sì. meno probabili. Ad ogni scenario c'erano reazioni. Ad ogni modo, se fossero avvenuti scenari in cui lui era costretto a realizzare un delitto subito, doveva uscire immediatamente dalla situazione convocandoci, insomma aveva delle parole chiave per cui era una situazione paragonabile al pericolo di vita, cioè il pericolo di vita per noi era inteso sia che era in pericolo la sua vita, moriva, o era in pericolo la sua, come posso dire, fedina penale, diciamo, no? In ogni altro caso invece, non previsto, doveva semplicemente prendere tempo, doveva dire vabbè ti faccio sapere, ne vediamo. Poi veniva da noi, discutevamo quello che sarebbe successo, vedevamo se era ancora dentro il perimetro di ciò per cui lui aveva le guarentigie di legge e poi si vedeva se poteva farlo oppure no. D'altronde il francese non era neanche, come posso dire, il genio della lampada, non poteva realizzare tutto quello che gli avrebbero richiesto e quindi col tempo all'inizio per noi era un po' più complicato, poi ci siamo resi conto che per il francese, anche per i modi del francese, anche per il fatto che il francese ha una certa età, è una persona che parla un italiano un po' complicato, un po' stentato, insomma vedrete quando verrà convocato, laddove verrà convocato nell'altro procedimento, insomma è una persona che aveva però il vantaggio di poter prendere tempo molto facilmente, semplicemente bastava dire vabbè ti faccio sapere fra qualche giorno, vediamo. E in dialetto gli avrebbe detto ciacungiam, diciamo, lui usava questa espressione qui e con questa espressione guadagnava tempo. Perché, allora guardi, le faccio proprio un esempio specifico. In diverse occasioni ci ha riferito lei, ad esempio, Salvatore Casamonica non si è presentato ad alcuni appuntamenti con il francese. Le faccio l'esempio di quello del 9 aprile 2017 presso un hotel di Roma, di Tor Vergata. Aveva un appuntamento alle ore 18, lei ci ha detto il francese aspetta almeno un paio d'ore, quindi fino alle ore 20, ma Casamonica non si presenta. Sì. Allora, in un caso del genere che cosa doveva fare il francese? Era un'ipotesi che avevate messo in conto o, non vedendo arrivare Casamonica, vi telefonava e vi diceva ora che cosa devo fare? Allora, dipende dalle situazioni. Di solito aveva a disposizione di aspettare un certo tempo, poi se era nelle condizioni, cioè dipendeva anche di volta in volta, però diciamo di solito dicevamo che ci avrebbe voluto chiamare, a meno che non sapevamo già noi, avendo le indagini tecniche in corso,
contezza che è vero gli aveva dato un appuntamento, ma era difficile che sarebbe potuto andare perché, non so, contestualmente aveva appuntamento dal dottore con il figlio, no? E quindi immaginavamo avrebbe preferito portare il figlio dal dottore che andare dal francese. Allora lo preparavamo dicendo: preparati che probabilmente aspetterai 2 ore, poi vai direttamente motu proprio. Scusi se a la casa. interrompo un attimo, poi riprendiamo. Approfitto di questo inciso che lei ha detto, ma questo non lo avete ritenuto singolare, il fatto che Casamonica Salvatore, che secondo la vostra indagine stava ipotizzando un'importazione di quella portata di cocaina dal Sud America, con tutto quello che abbiamo visto, ad esempio non si presentava all'appuntamento col francese ma andava dal dottore o in un'altra occasione, che poi le citerò, a portare i figli a scuola o a prenderli, adesso non ricordo. Non lo avete ritenuto un po' singolare nella valutazione della condotta di Salvatore? Allora, è tutto singolare nella condotta di un criminale, se vogliamo usare la nostra scala di valori. D'altronde io faccio l'ufficiale della Guardia di Finanza e non faccio il narcotrafficante, e quindi diciamo che ogni giorno c'erano decine di cose singolari se dovevo mutuare il mio approccio alla quando vita. dico singolare io non dico con il suo approccio o con il mio, dico proprio con l'approccio da parte di un narcotrafficante. Come No, non è affatto, non è affatto singolare. E non mi presento, vado a prendere i figli a scuola. È assolutamente ordinario, è così in tutte le indagini di narcotraffico che si fanno. Non c'è mai alcuna linearità, cioè non c'è mai, non succede mai. Cioè, Maggiore non è un problema di linearità, qui è un problema di il comportamento di un soggetto che si deve organizzare con un complice e invece o va dal dottore o va a prendere i figli a scuola senza contattare il complice. Sì, e lei mi chiede se per me questo era lineare, secondo gli atteggiamenti di Salvatore Casamonica in particolare e dei, come posso dire, narcotrafficanti in generale. Non suo, è ovvio che per lei. Perfetto. O per e a questa domanda le rispondo: per me era perfettamente lineare. Gliela argomento dicendo: è così sempre, è così ogni volta che 2 complici si danno appuntamento, non è affatto detto che quell'appuntamento avvenga, anche se il tema del contendere fosse estremamente importante. Perché sono fatti così. E allora scusi, le domando, proprio in relazione, adesso le ho fatto l'esempio dell'incontro del 9 aprile, Casamonica Salvatore non si presenta, perché avete dato indicazioni al francese di andare a cercarlo a casa e invece non avete aspettato di vedere cosa avrebbe fatto Casamonica Salvatore? E quando dico questo io lo dico proprio in relazione ai limiti di guarentigia che lei ha indicato rispetto alla normativa sul punto, cioè il limite tra l'agente sotto copertura e quello che può arrivare a istigare a un delitto è molto labile quando c'è un agente sotto copertura. Allora perché avete mandato il francese a cercare Casamonica Salvatore a casa? Invece di dire vediamo cosa fa, magari poteva sparire Casamonica Salvatore, non farsi più sentire. Perché l'ho mandata a casa e è successo in una serie di altri incontri che fosse il francese su sua indicazione che andava a cercarlo? Sì, perché il fatto che il francese andasse a casa da Salvatore Casamonica sono assolutamente convinto neanche lontanamente si avvicini all'istigazione, solo andare a casa di una persona. Non andava solo a casa, andava a chiedere informazioni, dell'accordo, a chiedere informazioni. A chiedere informazioni, a chiedere lo stato avanzamento, lavori, diciamo così. Perché non avete desistito? Perché non avevano altri strumenti di comunicazione, non avevano un telefono, non avevano altro. Appunto. Perché sarebbe stata la normalità, anche la normalità dei pesi, tra virgolette, criminali. È chiaro che il francese era un pesciolino in confronto a Salvatore Casamonica ed era anche giusto nella dinamica. Maggiore, ma all'epoca di questi fatti. Presidente, però facciamolo rispondere, Facciamo un attimo perché sono no, 3-4 risposte che vengono stoppate. No, nel senso è un punto molto delicato, interessantissimo, chiaramente rilevante, è corretto che insomma venga argomentato nel modo più compiuto possibile. Prego. Dicevo, anche i pesi criminali che noi percepivamo e che tra le altre cose erano anche, come posso dire, comodi
ai fini dell'indagine, non ai fini dell'indagine, ai fini della gestione dell'indagine sotto copertura, che è una sottostruttura dell'indagine, era che il francese fosse un pesciolino piccolo. Il francese non ha mai alzato la voce, non si è mai imposto, aveva un carattere remissivo. Glielo imponevamo anche questo, cioè lui doveva andare appresso a Salvatore Casamonica e non parlare, non dire nulla, non imporre. Se Salvatore Casamonica non si presentava, lo andava a cercare. Appunto perché lei dice aveva un carattere remissivo, ma a me sembra in più occasioni, poi dopo le citerò gli altri, che Casamonica Salvatore abbia un atteggiamento passivo e stia lì, ed è sempre il francese che va da lui, che lo cerca, che organizza gli incontri, che propone di lasciar perdere un canale che non era più sicuro e di rivolgersi agli albanesi. Non mi pare molto remissivo, a me sembra molto più remissivo l'atteggiamento di Casamonica Salvatore, che sta lì e in realtà viene sempre cercato ma non cerca. Non ho capito la domanda. Lei lo ha definito un atteggiamento remissivo, quello del francese. Sì. A me, da quello che lei ha riferito nella sua deposizione, mi sembra esattamente il contrario. Cioè, tutte le volte che Casamonica non va agli appuntamenti, e già questo è singolare, è il francese che lo va a cercare, è il francese che spesso e volentieri nelle registrazioni inizia l'argomento e che lo convince. Ci sono dei passi che poi le leggerò anche a prendere certe iniziative. Dove sta questa remissività di cui lei parla? La remissività di cui io parlo è che il francese è sempre che, come posso dire, non ha mai imposto una strategia. Inoltre lei mi chiede: ma perché il francese non rimane lì e non lo aspetta? Perché in un contesto come quello il francese era lui che doveva andarsi a cercare Salvatore Casamonica, laddove non si presentasse, doveva andare a vedere che era successo, perché sarebbe stata la normalità, secondo la nostra interpretazione di quel mondo, perché era normale così, nel senso che c'è un appuntamento, non si presenta, fammi vedere che è successo, e semplicemente si sarebbe spostato verso casa. Se Salvatore Casamonica non voleva parlare con il francese, gli diceva ciao, non voglio riparlare, insomma, non aveva un vincolo particolare, insomma, quindi però il francese gli si presentava a casa, non è che lo chiamava e gli diceva allora che fai, ci vediamo, gli si presentava ma erano a le casa. disposizioni, non si sono mai, tant'è che Salvatore Casamonica non si è mai meravigliato del fatto che il francese, mi perdoni, ma se io mi presento a casa sua senza neanche farle un colpo di telefono, lei si meraviglia. O meglio, se lei si presentasse a casa mia senza chiamarmi, sì, io mi meraviglierei sicuramente. Ma io non uso il nostro metro maggiore, io uso il metro di questi difatti nel suo metro non c'è nessuna meraviglia. Lei non troverà mai una dichiarazione di Salvatore Casamonica che dice ma che ci fai qua, ma chi ti ha chiamato, se io non vengo tu non ti devi presentare, mai. E questo quindi ci ha fatto immaginare che era giusto, era, come posso dire, ben compreso. E chiaramente è stato faticoso, perché abbiamo dovuto, in qualche modo, siamo, come posso dire, cani che cercano di capire come si comportano i gatti, non è facile. E quindi in qualche modo, ecco, abbiamo dovuto fare delle scelte a volte che per un cane erano incomprensibili, abbiamo anche in qualche modo immaginato come si comportava il gatto, pensavamo di star facendo bene perché il gatto non si ribellava, al gatto andava bene, quindi è sembrato tutto, come posso dire, più che normale in quel contesto. Senta, ma quando dice il francese era un pesciolino in confronto, ma voi all'epoca delle indagini del, chiamiamolo, pedigree criminale di Salvatore Casamonica, cosa sapevate? Beh, gran parte di ciò che per esempio fa parte di questo procedimento già esisteva all'epoca agli atti della procura, quindi noi già sapevamo. Beh, siamo nel 2017, le indagini erano iniziate a settembre del 2016? Era uscito poco ancora di queste indagini. Ma uscito dove, mi scusi? Beh, lei ha avuto il primo contatto con il francese il 29 marzo, giusto? Sì. Del 2017? Sì. Le indagini di Gramigna sono iniziate a settembre
No, corretto, 2015 penso, no? 2015. No, sono iniziate a settembre 2015 e sono state fornite al Maggiore, quando è iniziata l'indagine, la dichiarazione di Fazzari e Cerreoni su Salvatore Casamonica. Bene, e quindi lei aveva le informative, parte delle informative di questo procedimento? Avevo parte di queste informative, avevo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, se non ricordo male, non sono io che dirigo l'azione penale. Io sono uno strumento, quindi chi dirigeva l'azione penale ho come l'impressione che avesse un'idea di chi fosse Salvatore Casamonica e me l'aveva spiegato, ecco, e quindi io tendo di solito a fidarmi dei magistrati. Sì, ma non è, in questo caso non è un problema di fiducia, dico, ma... Io mi chiede perché pensavo che fosse un pesciolino piccolo, perché mi avevano detto di che dimensioni fosse il pesce Salvatore Casamonica. E quindi al confronto mi sembrava più grande. All'epoca dei fatti Salvatore Casamonica era imputato o aveva riportato condanne per procedimenti relativi al traffico di stupefacenti? No, condanne non ne aveva ancora. Ed era imputato in procedimenti? Se mi ricordo bene sì, ma ad ogni buon conto in questa indagine iniziamo con un soggetto che anche forse incensurato vuole importare 7 tonnellate dal Sud America. Insomma, non mi sembra una cosa che posso fare io se vado in Sud America a comprare 7 tonnellate. No, io le ho chiesto solo cosa sapeva lei di Salvatore Casamonica. Avevo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e parte delle informative di Gramigna, sì. L'altro episodio in cui Casamonica Salvatore non si presenta è quello del 12 aprile alla Metro Anagnina, dove aveva un appuntamento lui, il francese, alle ore 13. Anche qui è stata una sua iniziativa di dire al francese di andare a cercare Casamonica Salvatore, per le stesse motivazioni, immagino, che mi ha detto poc'anzi. Sì. Senta, il francese... In questo caso però sono sicuro che il francese ci abbia chiesto disposizioni facendoci una telefonata. In questo caso del 12 aprile? In questo caso, mentre nel 9 aprile, se non ricordo male, lo davamo per scontato che non si sarebbe presentato e quindi gli avevamo già detto durante il briefing, in questo caso il francese ci chiede ma che faccio, allora mi sposto io e noi gli diciamo di sì. Ho capito. Senta, il francese in questa attività di debriefing che ci ha riferito, cioè quando vi veniva a riferire quello che era accaduto, quello che si era detto con Casamonica, le ha mai riferito di perplessità che erano state manifestate da Casamonica Salvatore in relazione a questa operazione? Ma perplessità di che natura? Cioè, nel senso, ci sono stati diversi... La perplessità è un'espressione che può voler dire diverse cose. Sì. Sul continuare, allora gliela faccio più specifica, sì. Perplessità proprio sul continuare la cosa, sul tentennamenti, cioè il fatto che Casamonica non avesse tutta questa poi intenzione di farsi trascinare o di portare avanti questo... Ma no, di tentennamenti così intesi no. È chiaro però che il contesto è un contesto particolare e a noi non è, come posso dire, anche in forza dell'esperienza che abbiamo nel settore, non ci sembrava affatto strano che giocasse Salvatore Casamonica, probabilmente giocasse, come posso dire, con più mazzi di carte su più tavoli, e quindi probabilmente questo era solo uno dei tavoli e a volte è possibile che pensasse prima ad altri e poi a questo, o che, come posso dire, in quel momento avesse altro per la testa, ma mai che questo piano fosse stato messo da parte per non farlo più, insomma, ecco. Senta, le risulta o magari è stato proprio lei a dire al francese di chiedere a Casamonica come mai non si presentasse a questi appuntamenti? No, non ci è neanche passato per la testa di chiedere una cosa del genere. Ho capito. Senta, tra le tante rivelazioni che le fa il francese vi è anche quella, forse la più importante,
di quanto gli avrebbe riferito Casamonica Salvatore in relazione a presunti contatti diretti con un cartello colombiano in Sud America. Lei questo lo riferisce a pagina 32 delle trascrizioni del 10 dicembre. Dice proprio, leggo poche righe così non rischio di riferirgliele in maniera non corretta. Salvatore Casamonica gli aveva detto di avere stabili contatti diretti con un cartello colombiano in Sud America, con il quale era entrato e era riuscito a ottenere la possibilità di importare l'intera produzione annuale di cocaina di quel cartello, e parliamo di un quantitativo di cocaina che oscillava fra le 5 e 7 tonnellate l'anno. Allora, sempre facendo riferimento a questo atteggiamento di particolare cautela e attenzione che lei ci ha riferito di aver avuto sempre rispetto alle dichiarazioni del francese, che tipo di accertamenti avete fatto e che tipo di riscontri eventualmente avete trovato per verificare la veridicità del suo dichiarato? Allora, questa è la parte più importante delle cose che ci dice. Perché la parte più importante? È perché se io avessi avuto già riscontri non avrei dovuto fare le indagini. Cioè, se io avevo già dei riscontri, dei rapporti fra Salvatore Casamonica e il cartello, e io lo arrestavo. Invece le indagini sono nate proprio per cercare di capire se questo fosse vero, e non solo se fosse vero, se lo potevo dimostrare, che insomma c'è una grande distanza fra la realtà e la realtà documentata. E nella realtà documentata sicuramente poi le indagini ci faranno emergere il fatto che ci sono questi messaggi nel Sud America, arrivano le fotografie con la cocaina, parlano di importazioni anche di 1500 kg a volta. Beh, arrivare a 7000 kg, se 1500 kg li fai in un viaggio solo, bastano 4 viaggi, insomma, cioè diventava attendibile il fatto che allora i rapporti c'erano. Maggiore, ma lei ha detto bene, parlano, siccome qui il francese parla e in queste indagini hanno parlato e altro non hanno fatto, le chiedo, siccome l'informazione obiettivamente è di una certa rilevanza, perché parliamo di 5-7 tonnellate, cioè l'intera produzione del cartello, allora proprio per scongiurare da parte sua che non fossero chiacchiere, come le ha definito a un certo punto quelle del francese, lei ha detto io dovevo verificare che non fossero solo chiacchiere quelle del francese. Cioè, ad esempio, allora le faccio una domanda diretta, visto che lei ha detto che avevate la DEA dalla vostra, l'avete allertata la DEA su questa informazione? Ma la DEA partecipa con noi proprio perché alla DEA interessava il cartello. E che cosa fa la DEA in merito all'operazione del cartello? Cosa avete comunicato alla DEA? Che riscontri trova la DEA? La DEA avrebbe sequestrato lo stupefacente in Sud America. Da quel che so, poi in Brasile gran parte dello stupefacente in aeroporto a San Paolo viene sequestrato, però lì non abbiamo un'evidenza che collega quello stupefacente poi a noi. Io questo chiedo, cioè in relazione a questo tipo di informazione voi avete informato la DEA? Beh, in quel momento specifico all'inizio no. E perché no? E quando avreste dovuto farlo? Cioè voi venite a sapere dal francese che Salvatore Casamonica avrebbe contatti diretti con uno dei principali cartelli colombiani. Ma io seguo il istruttorio, mica posso iniziare a comunicare a chi voglio io le informazioni, se non vengo autorizzato. Alla DEA, mica lo deve dire a me, alla DEA ed mica è un quisque de popolo qualunque. Ma io non lo posso dire neanche all'Arma dei Carabinieri se non sono autorizzato, e neanche l'Arma dei Carabinieri, con tutto rispetto. E allora avere la DEA dalla vostra in questa indagine in che cosa è consistito? La DEA gli comunichiamo che c'è questa potenziale importazione dal Sud America, loro ci danno la disponibilità a collaborare, chiaramente... Allora gliel'ha comunicato, perché dice di no? Gli comunico dell'importazione, non gli comunico dei rapporti con il cartello, dei 7 tonnellate, cioè i dettagli poi li avremmo comunicati eventualmente in un secondo momento, anche perché ha veramente molto poco senso comunicare alla DEA informazioni, come posso dire, ancora grezze, che non devono essere raffinate. Ma scusi,
Detto questo, non so neanche cosa mi avrebbe voluto rispondere la DEA, cioè la DEA mi doveva dire sì, sappiamo che ci sono i rapporti fra il cartello colombiano e Salvatore Casamonica, beh insomma, e quando ce lo dici a noi autorità giudiziaria italiana per esempio, no? Beh, se ci fosse stata questo tipo di evidenza investigativa, beh io l'avrei già avuta in partenza, non c'era bisogno di chiamare la DEA, ecco. Ma scusi Maggiore, e allora per verificare che questa non fosse una chiacchiera ma fosse una cosa concreta, anche dovevo fare un'indagine sotto copertura. Ma contatti diretti stabili presuppone, se voi avete dato credibilità a questa affermazione, che innanzitutto durino da tempo, perché non è che si crea un contatto con un cartello colombiano che traffica in cocaina così, dalla sera alla mattina. Certo. Ecco. E che poi implica anche una certa appunto organizzazione, cioè che cosa avete fatto in concreto per verificare che effettivamente questi contatti diretti e stabili di Casamonica Salvatore col cartello colombiano ci fossero? Avvocato, le ripeto, forse non sono stato chiaro, a mio avviso non c'era nulla che si poteva fare se non avviare un'indagine, e l'indagine si poneva questa domanda. Fare un'indagine è farsi una domanda, e la domanda è: questo ha i rapporti col Sud America e vuole importare 7 tonnellate di cocaina, ha le potenzialità di farlo? Questa è la domanda, la risposta la si ottiene con l'indagine, e quindi abbiamo avviato l'indagine. Non l'ha portata poi la cocaina dal Sud America? Come? Non l'ha portata? Beh, se l'avesse portata qui in Italia io l'avrei sequestrata. Appunto, dico, quindi non l'ha portata, quindi che avesse effettivamente questi contatti non l'abbiamo accertato? No, secondo me sì. Ah, secondo lei? Vabbè. Però diventa, mi sembra un po', andiamo sul valutativo, no? Cioè, sì, ci sì. sono una serie di scusi un attimo, Maggiore, ci sono una serie di passaggi su cui il test ha deposto, i fatti sono quelli, poi lei potrà fare tutte le argomentazioni, giustamente approfondiamo questi aspetti, però poi diventa un po' come dire una valutazione strategica della modalità di condurre le indagini. Se queste indagini provino o non provino poi certi fatti, non spetta neanche al Maggiore, diciamo così, affermarlo, ecco. Senta, Prego. ma voi avete ipotizzato come Casamonica Salvatore tenesse in concreto questi contatti con il cartello? Attraverso quali strumenti? Sì. Avevano i telefoni che non intercettabili, aveva i BlackBerry criptati, chiaramente i rapporti non sono neanche, come posso dire, Salvatore Casamonica, Pablo Escobar direttamente, ci saranno stati degli intermediari, delle persone che venivano utilizzati come latori di messaggi. Ad esempio, voglio dire, durante le indagini più volte Tomislav Pavlovic è sceso giù in Sud America e Salvatore Casamonica diceva: ti do le informazioni necessarie appena torna il mio amico. L'amico che tornava era Pavlovic, era stato giù in Brasile, insomma noi abbiamo fatto l'inferenza che Pavlovic fosse anche un mezzo attraverso il quale venivano portate e recuperate informazioni. Ho capito, ecco, questo fatto di Pavlovic gliel'avrei chiesto dopo, ma visto che l'ha tirato fuori glielo chiedo adesso. Appunto, quando è andato in Sud America, peraltro è stato una decina di giorni se non sbaglio. È andato più volte, a volte. Più volte. Ecco, lì non era un fatto concreto che avreste potuto comunicare alla DEA per dire, ad esempio, seguitelo e vedete chi va a incontrare, così verifichiamo in concreto se effettivamente è andato lì per quello? La DEA in Sud America ha gli stessi poteri che ha la DEA qui in Italia, e la DEA qui in Italia non può pedinare nessuno, quindi non potevo chiederlo alla DEA, l'avrei voluto chiedere alla Polizia Federale Brasiliana per esempio. È stata fatta la valutazione che era inopportuno in quel momento. Inopportuno? Inopportuno. Queste sono indagini con agenti sotto copertura di varie nazioni, diciamo che questi sono meccanismi estremamente delicati, per cui avviare un canale di comunicazione internazionale transoceanico fra due paesi in cui poi tra le altre cose col Sud America e col Brasile avevamo pochi rapporti pregressi, quindi non avevo una persona tra virgolette di fiducia da andare a contattare, come per esempio succede con altri paesi in cui avviando le varie indagini succede. Ci si può provare anche se non c'è, prima o poi quella persona nel tempo diventa di fiducia. Beh certo, forse però inizio con l'indagine sotto copertura. Forse. Non ho capito. Forse c'è un livello, scusate, forse c'è un livello di precauzione. Assolutamente è stata fatta la valutazione che era inopportuno
iniziare un dialogo con una storia del genere, in cui i pericoli e le dinamiche in corso erano molteplici. 7 tonnellate di cocaina non valgono la vita del francese, non valgono la vita dell'americano, non valgono la vita dello svizzero, ad esempio, e quindi a nostro avviso era un gioco da giocare in poche persone selezionate, affidabili, di cui non vale la vita, e sono completamente d'accordo con lei, però vale poi il carcere per una persona, quindi magari un accertamento un po' più concreto. Ad esempio le chiedo che Pavlovic, oltre ad andare allo zoo e ad andare al Cristo di, come si chiama? Corcovado, esatto, abbia effettivamente avuto degli incontri. No, su Instagram non l'ha postato. Immagino questo, Maggiore, che non postasse gli incontri, ma non avete ulteriori elementi per effettivamente ritenere accertato che abbia avuto degli incontri, al di là delle chiacchiere? Al di là delle chiacchiere, dei messaggi e delle fotografie non ho altro, insomma, tutto quello che ho l'ho riferito durante l'esame, diciamo, del magistrato. Senta, proprio in riferimento a questi contatti con il cartello colombiano, sempre a dire del francese, Salvatore Casamonica li avrebbe ereditati dai fratelli più importanti, così sono stati definiti, e lei ha fatto anche delle ipotesi in merito a chi possano essere. Anche qui sono stati tentati dei riscontri per individuare, oltre ai fratelli, ancor prima dei fratelli, la veridicità di questa affermazione, che fossero contatti ereditati? Allora, era assolutamente impossibile acquisire elementi di riscontro ex ante, cioè come potevo io, non c'è un atto di successione dei rapporti criminali tra le persone, quindi... No, Maggiore, non mi riferivo a questo. Perfetto, veramente. E quindi invece durante le indagini nessuno ha detto questo è l'amico mio che me l'ha passato mio fratello. Però certo, quando abbiamo iniziato le indagini abbiamo anche fantasticato, sperato che questo potesse succedere, ma e non è successo. Non è successo perché effettivamente, insomma, sarebbe stato anche un po' ingenuo farlo, no? Ecco, ma io mi riferivo a un altro tipo di riscontro. Lei ha fatto delle ipotesi su questi due fratelli. Sì, ma sono solo delle ipotesi, non ho altro. Sono solo delle ipotesi. Bene, ha fatto il nome infatti di Giuseppe e di Enrico. Sì, perché diceva 2 fratelli in carcere, più grandi. Esatto, perché diceva 2 fratelli in carcere. Però ecco, le chiedo, avete verificato se Giuseppe o Enrico in passato abbia avuto contatti con soggetti riconducibili al traffico internazionale di stupefacenti, abbiano mai fatto dei viaggi in Sud America, qualunque tipo di elemento che vi consenta di... No, non abbiamo fatto questo tipo di riscontri. Non l'avete fatto? Quindi anche qui, al di là della parola del francese, non vi è un riscontro? No, in relazione all'aver ereditato i rapporti con il cartello no. E avete ad esempio verificato a quando risalgono i colloqui in carcere tra Giuseppe, che all'epoca era uno dei fratelli detenuti, e Salvatore? Sempre che ci siano stati? Io non ricordo di averlo, è possibile che l'abbiamo fatto questo tipo di riscontro dei colloqui, però ecco un dato che io non ricordo, che non ha preso, che laddove l'abbiamo fatto ecco, non mi è poi riservito in qualche modo, ma insomma i rapporti comunque non si erediterebbero attraverso un colloquio in carcere, ecco. E poi anche laddove uno volesse dare cosa gli dava, un pizzino con un numero di telefono, insomma sembra un po' surreale come sono tutte ipotesi. Comunque io chiedevo anche dopo la carcerazione di Giuseppe se aveva verificato eventuali incontri o contatti con Salvatore rilevanti da questo punto di vista. No. E tra le altre cose i colloqui, le interazioni avvenivano in una lingua per noi incomprensibile, quindi io non posso escludere che ci siano state conversazioni con la sorella, con altri parenti in cui parlavano di questo, ma io non capivo gran parte di ciò che dicevano, ecco. Però incontri che lei ha messo in relazione a questi contatti non vi sono, o comunque se vi sono lei non li ha, diciamo, verificati? Sì.
Senta, sempre in ambito di accertamenti e di eventuali riscontri, il francese vi dichiara anche che Casamonica Salvatore avrebbe contatti anche con il nord Europa e lei ha fatto riferimento all'Olanda e al Belgio, tanto che avrebbe chiesto al francese di fare da corriere per lo stupefacente, considerando anche che aveva una macchina targata francese. Su questo anche le domando, oltre a quello che vi dichiara il francese, che tipo di riscontri avete individuato per ritenere che effettivamente ci fossero questi contatti col nord Europa? Ex ante nessuno. Durante le indagini riscontriamo il rapporto fra Salvatore Casamonica e Silvano Mandolesi, i precedenti di polizia numerosi di Silvano Mandolesi e il fatto che Silvano Mandolesi aveva documentati rapporti criminali in Nord Europa, in Belgio e in Olanda in particolare, e rapporti che non erano solo storici ma che sono continuati anche durante le indagini, perché Silvano Mandolesi più volte è salito su in Belgio e in Olanda e più volte ha avuto rapporti di varia natura con soggetti gravati da precedenti polizia anche per 416 bis, insomma. Quindi lo ritenevo riscontrato, immaginando che Salvatore Casamonica non andasse lui a Porto di Anversa, ma che utilizzasse altre persone, tra le quali Mandolesi o gli uomini vicini a Mandolesi. Però le chiedo, anche questo rimane a livello di ipotesi? Certo, se no formerebbe un capo di imputazione. No, dico anche perché abbiamo visto che dal settembre 2015 vi era in corso l'indagine Gramigna e non è emerso nulla di tutto ciò. Quindi lei, pur a livello di ipotesi, lo riconduce a un periodo precedente? Cosa? I rapporti con eventuali contatti con il nord Europa? No, nel senso, io non li ho documentati, se non quello che vi ho raccontato attraverso Silvano Mandolesi. Però questo non mi permette di escluderli, perché c'è un'enormità di cose che non abbiamo acquisito, dovuto al fatto che questa è stata un'indagine assolutamente chirurgica, non è stata un'indagine in cui ci siamo chiesti entriamo nel mondo di Salvatore Casamonica e cerchiamo di capire tutta la sua rete relazionale. No, noi ci siamo limitati a seguire questo filone e il francese e basta. Bene, questo non le permette di escluderli, però neanche di ritenerli effettivamente esistenti? Assolutamente, sì, no, vero. Se no, le ripeto, se io le potessi ritenere esistenti, lo avrei messo nella CNR e lo avrebbe letto. Certo, quindi rimane comunque un'ipotesi. Sì, sì. Senta, in uno dei messaggi che manda Salvatore Casamonica del 3 giugno 2018, ci ha riferito, indicherebbe la presenza fisica della sostanza stupefacente, e neanche poca, 600 kg di cocaina, all'aeroporto di Rio. E anche qui le chiedo, mi sono domandata, voi avete ritenuto questa informazione vera, credibile, quella che dà Salvatore Casamonica? Questa è la domanda? Sì, sì. È la prima domanda. La risposta è sì. Sì, bene. Allora, lei che sa che nell'ambito di questa indagine, di questa operazione, vi sono 600 kg di cocaina in un aeroporto, seppur in un altro paese, un'altra giurisdizione, cioè lei non ha modo di allertare l'autorità del posto e dire andate quantomeno a vedere se c'è, così la sequestriamo innanzitutto e io insomma concludo la mia indagine. Avvocato, sarebbe stato bellissimo. Lo capisco, e perché non è stato fatto? Stiamo parlando dell'aeroporto di Rio de Janeiro, 600 kg, sa quanto spazio occupano? 600 kg occupano meno spazio di della scrivania che lei ha davanti. Cosa dicevo? C'è 2 metri cubi di cocaina dentro l'aeroporto, andate, e io scatenavo una perquisizione, premesso che probabilmente nessuno mi avrebbe
che ha ascoltato, ma diciamo che qualcuno mi ascolta e iniziano a perquisire tutto l'aeroporto alla ricerca un maggiore della Guardia di Finanza non viene ascoltato? Un maggiore della Guardia di Finanza intanto non è che alza il telefono e chiama Rio de Janeiro, fate una perquisizione, avremmo dovuto intanto decidere quali canali utilizzare, di polizia o rogatoriali, ma diciamo il più veloce di polizia. Io avrei dovuto chiamare il collaterale brasiliano qui oppure il collaterale italiano lì, dire alla polizia federale di fare una perquisizione in tutto l'aeroporto di Rio de Janeiro per cercare 600 kg di cocaina e cercare un ago in un pagliaio. Cercare un ago in un pagliaio era il potenziale frutto che avremmo ottenuto. Quanto ci sarebbe costato? Sicuramente far saltare l'indagine, perché una perquisizione del genere non sarebbe passata inosservata. Inoltre, poi dopo io avrei trovato 600 kg di cocaina dentro l'aeroporto di Rio de Janeiro, come facevo a dire che erano proprio quelli 600, se ne trovavo 1200, 4000, 7000, cioè nel senso, oppure non li trovavo, insomma era un azzardo assoluto e non l'abbiamo percorso. Quindi scusi Maggiore, noi oggi possiamo dire che non sappiamo se effettivamente ci fossero. Beh, noi abbiamo le evidenze che ho portato. Se lei mi chiede la mia opinione, io sono sicuro. No, però non andiamo su opinioni qua, avvocato. No, mi sembra che andiamo troppo stiamo chiedendo un po' a lui di anticipare il giudizio sulla valutazione. Però, Presidente, su questo, della come su valenza altre... indiziaria o meno dei fatti che lui ha portato. Lui deve indicare i fatti. I fatti è quello che lui ha portato. Essendo una cosa complessa è del tutto giusto anche sondare, indagare le strategie, però parliamo di strategie. Parliamo di strategie di indagine. Formulo la domanda in maniera diversa. Non posso chiedere a lui, noi non sappiamo se ci sono. Le chiedo, al di là quindi di questo riscontro del messaggio del 3 giugno 2018, in cui Salvatore dice ci sono 600 kg all'aeroporto di Rio, non vi sono altri elementi emersi dalle indagini che consentono di dire che effettivamente avesse sentito qualcuno, che qualcuno lo avesse informato che effettivamente 600 kg di cocaina erano lì? Altrimenti li avrei messi nella mia CNR. Sì, è quello che dice lei, non ho altro se non quello che ho già messo nella mia CNR. Senta, ma perché dice che sarebbe saltata le indagini? Cioè, se fanno una perquisizione a Rio, arriva la notizia in Italia? O non ho capito. Ma a Rio ci sono le persone che dicono a Salvatore che ci sono i 600 kg a Rio, sono a Rio nell'aeroporto, vedono la polizia che sta... che ci siano però. Non ho capito, ipotizzando che effettivamente ci siano, siccome esiste anche la millanteria nel mondo del crimine, non solo nella vita di tutti i giorni, dobbiamo ipotizzare che effettivamente ci fossero. Però Presidente, ci dobbiamo accontentare delle risposte che dai test, che mi sembrano che si fondino su tante evidenze su cui ha già riferito. Non è che possiamo pretendere di fargli dire che è una millanteria, sarà la tesi difensiva dignitosissima, però dico, il test ha riferito quali sono le evidenze. È quello che abbiamo già osservato in precedenti rilievi. Senta, diciamo. I fatti sono quelli che ha descritto poi. Ed era impossibile fare una verifica anche quando nel messaggio di 20 giorni dopo, cioè del 25 giugno 2018, è sempre Salvatore che avvisa lo svizzero che si fermava tutto, che testualmente dice dobbiamo aspettare, ci stanno i federali a fare i controlli. Quindi anche su questo non c'era la possibilità da parte vostra di allertare l'autorità del posto e i federali che, stando a quel messaggio, stavano proprio facendo dei controlli? Per le stesse ragioni che mi ha appena detto, dico? Sì, perché Salvatore nei messaggi dice fortunatamente non hanno prenotato la pista, quindi noi non avevamo nessuna evidenza specifica, non è che avevo il numero per esempio dell'aeroplano, non avevo il numero di volo, non potevo indirizzarli in maniera precisa, avrei soltanto generato confusione, una confusione che sarebbe necessariamente arrivata all'orecchio di persone che fanno un mestiere estremamente complesso nel narcotraffico e quindi deduco che lo sappiano fare, quindi appena succede una cosa del genere salta l'indagine. Senta, visto che ha nominato l'aeroplano,
gliel'avrei fatta dopo questa domanda, ma quelle foto che compaiono sempre nei messaggi, sia dell'aeroplano che del panetto di cocaina che vengono mandate via messaggio, voi avete tentato chiaramente di verificare la veridicità di quelle foto, nel senso, gliela faccio subito diretta la domanda così ci capiamo, che magari non fosse una foto estrapolata da internet, quella della cocaina così come quella dell'aereo? Sì, l'ho fatta. Io mi sono fatto questa domanda e ho cercato in tutti i modi, quelle fotografie non le ho trovate, sulle fonti aperte, diciamo. Ho capito, quindi su internet. Su internet, facendo gli aeroplani ad esempio, sono degli aeroplani specifici, hanno un nome, un modello, diciamo, adesso non mi ricordo, Challenger 601, Challenger 605, noi abbiamo individuato il tipo di modello di aeroplano, abbiamo cercato tutte le fotografie di quegli aeroplani su internet, e parlo di migliaia di fotografie, e non ho trovato mai quella foto, neanche quell'aeroplano, perché se lei vede quei tipi di aeroplani hanno delle livree che li contraddistinguono in maniera molto univoca, quindi il mio obiettivo in verità era cercare di capire se trovavo una fotografia di quell'aeroplano, perché era noleggiato, quindi lo cercavo tra le altre cose in tutti i noleggiatori di aeroplani del mondo, per cercare se trovavo quell'aeroplano con quel tipo di livree, per cercare di capire il numero identificativo dell'aeroplano. Per questo motivo, diciamo, in verità io ho fatto questa ricerca. Questa ricerca non sono riuscito a trovarlo, l'aeroplano, inoltre non sono neanche riuscito a trovare quella fotografia lì. Ma questa è una ricerca che ha fatto lei o vi è una sua relazione, no? È una ricerca che ho fatto io, sì. Ma non c'è una sua relazione sul punto? No, perché tendo a fare relazioni quando trovo le cose, non quando non trovo. Ho capito. Ho fatto anche tantissime altre cose, insomma, che hanno dato esito negativo, di cui non... Maggiore, domandavo perché non ho fatto una relazione... Per scrupolo chiedo, perché sì, anche perché io la domanda, cioè nel senso la relazione le faccio fare ai ragazzi, se non bisogno poi ai miei militari, insomma, io non me ne faccio da solo. Lei intendevo dire qualcuno dei suoi. No, ma io le sto dicendo una cosa che ho fatto io, cioè non è che ho dato ordine ad altri, anche perché credo di essere quello con la maggiore alfabetizzazione informatica del mio reparto, perché sono, insomma, portato, e quindi ho perso ore della mia vita a cercarlo e non l'ho trovato. Ho capito. Senta, in relazione all'incontro a Milano al caffè Trussardi, in cui lei era personalmente presente... Avvocato, mi scusi, quale dei due? Come? Quale dei due? Sono due gli incontri. Il primo è quello di cui parla a pagina 105 delle trascrizioni del 10 dicembre, quindi è il primo. Ma tanto non devo entrare nello specifico, voglio solo una precisazione, perché lei a un certo momento dice, quando riferisce come si è svolto e come è stato organizzato da parte sua questa attività di PG, lei ha detto: per noi l'importante era osservare che nessuno si ammazzasse, era l'unico cruccio. Allora le domando, ma è un cruccio che lei ha in generale nella sua attività o in relazione proprio a quello specifico incontro? Perché da quanto ci ha riferito e da quanto dicono le carte, fino a quel momento e poi anche dopo le cose si sono sempre svolte nella assoluta tranquillità e serenità anche di rapporti tra i protagonisti di questa vicenda. No, non è un mio cruccio, come posso dire, sempre. È un mio cruccio sempre se è la prima volta che introduco un nuovo undercover, e in quel caso introduce lo svizzero. Qual è il mio cruccio? Che qualcuno capisca che quello è un poliziotto, e potrebbero innescarsi delle reazioni che fino a quel momento non avevo visto, e quindi mettere a repentaglio la vita del poliziotto. Tra le altre cose, un poliziotto straniero che è venuto in Italia a lavorare per noi, quindi c'erano anche tutta una serie di, come posso dire, la delicatezza dei rapporti internazionali da gestire in quella situazione, quindi ecco, se fosse stato necessario per il buonsenso metterci 10 persone, io ne ho messe 20 proprio per essere il più sicuro possibile. Ho capito. Scusi un secondo,
Intanto che lei vede, volevo dare atto a verbale che è pervenuta la dichiarazione di rinuncia di Spada Ottavio per l'udienza. Ok, no, questo gliel'ho già domandato. Senta, due ultime domande. La prima, cambiando argomento, è in relazione al pranzo che si è svolto a Grottaferrata il 13 dicembre del 2017. Allora le chiedo solo, tra questa data, quindi siamo a dicembre 2017, e la data del 17 luglio 2018, ovvero data di arresto di Salvatore Casamonica per questa operazione, avete riscontrato incontri, contatti, telefonate tra Salvatore Casamonica ed altri esponenti della criminalità o non della criminalità, comunque riconducibile a persone presenti a quel pranzo? O alla criminalità di Ostia? Allora, è capitato che Salvatore abbia ricevuto o abbia fatto telefonate insinti con soggetti legati alla famiglia Spada, la cui natura però era incomprensibile e quindi non l'abbiamo documentata chiaramente. E non sono state poi tradotte successivamente? No, non sono state tradotte. Non sono state tradotte perché è difficile distinguere il grano dalla pula in quei casi, no? Quindi sarebbe difficile distinguere il buono dall'inutile, l'inerente dal non inerente, quindi vorrebbe dire tradurre tutte le telefonate, di tutte le conversazioni, di tutte le volte che si sentono telefonate insinti, perché poi tra le altre cose usano anche telefoni non intestati a soggetti esistenti, quindi insomma una mole di lavoro che non è stato deciso di fare. Altri rapporti li ha avuti chiaramente successivamente con Petoku Dorian che c'era lì, altre conversazioni inerenti la pace da sottoscrivere, per cui si facevano da garanti, non ne abbiamo avute tra Salvatore Casamonica e Piscitelli. Però c'è da dire che questo non mi è sembrato strano perché avevano i telefoni criptati che io non potevo intercettare. Vabbè, questa è una mia illazione, diciamo, però ecco. E quando ha detto, scusi, componenti della famiglia Spada, a chi si riferiva? Adesso non ricordo sinceramente, dovrei andare a ripescare i tabulati dell'epoca, però ecco, è per dire che ci sono state delle telefonate tra i telefoni in uso a Salvatore Casamonica e telefoni intestati a soggetti della famiglia Spada. Però non ricordo però ecco, nulla che mi può confermare che fossero anche telefonate criminali. Ecco, no, certo, dico, quindi in quel caso avvenivano però su utenze intestate direttamente ai componenti della famiglia, non su utenze... Io le posso dare eventualmente evidenza di telefoni intestati, chiaramente, perché io non avevo indagini sul clan Spada, quindi non sapevo... No, Spada no, ma su Salvatore sì. Sì, ho capito, però io avevo i telefoni di Salvatore e i telefoni di Salvatore erano telefoni intestati a Salvatore. Sì. I telefoni che Salvatore utilizzava invece criptati non li potevo intercettare. No, quindi quelli è ovvio, io mi riferisco a intercettazioni, contatti, incontri che vi constano, poi se ha comunicato quei segnali di fumo non lo possiamo sapere. Assolutamente. Però dico, quando ha detto componenti della famiglia Spada, quindi erano contatti che avvenivano su telefoni intestati? Sì, ma Salvatore Casamonica faceva tantissime telefonate. Questo volevo sapere. Sì, su telefoni intestati probabilmente conversazioni normali, perché tutte le conversazioni che io ho ascoltato di Salvatore Casamonica sono tutte conversazioni normali. Va bene. Senta, un'ultima domanda in relazione all'episodio che ci ha riferito dell'8 luglio 2020 a Marsiglia, che ha coinvolto l'avvocato di Paolacci, l'avvocato francese. Sì. Ma sono state poi fatti accertamenti
merito per provare a identificare o quantomeno a ipotizzare chi potessero essere e se effettivamente fossero persone riconducibili all'etnia Rom, quelle che sono andate in compagnia di Paolacci? No, perché anche lì, insomma, cosa avremmo dovuto chiedere a chi? Avremmo dovuto avviare un'indagine intanto. Ma io chiedo solo se lo avete fatto, poi non l'abbiamo fatto perché lei mi chiede avete fatto qualcosa? Io le rispondo no, ma anche perché che dovevo fare? Cioè, nel senso, come faccio oggi? Questo non lo so, io non lo so, lo chiedo a lei perché lei... E le dico che non esistono, non ho chiesto nulla perché non esistono strumenti che mi avrebbero potuto ricostruire all'epoca. Comunque, insomma, non l'avete fatto, questo volevo sapere, non per negligenza, ma perché non si poteva fare. Avete fatto una cosa impossibile? No, non l'abbiamo fatto. Bene, grazie Maggiore. A lei, avvocato. Va bene. Ci sono altre domande di altre parti? No. Per noi non ci sono domande. Senti, io ho due domande. Prego. La prima è questa, Maggiore. Lei ha dato conto nella sua deposizione di due incontri avvenuti a Grottaferrata fra Casamonica Salvatore e Piscitelli Fabrizio detto di Aboic. Partiamo dal primo. Vorrei sapere, era stato preceduto da appuntamenti telefonici? No. Quel giorno, risulta anche dalla trascrizione, si salutano e non si danno appuntamento per l'indomani. Sì. Mentre risulta anche questo dalla trascrizione, l'indomani appena arrivano a Grottaferrata è evidente che era una cosa concordata. Sì. Nelle more, nell'arco temporale intermedio, avete intercettato conversazioni che vi facevano, come dire, presumere che ci sarebbe stato questo secondo appuntamento? No, nessuna. Senta, un'ultima domanda, giusto per chiarezza e per spiegare bene, perché altrimenti sembra una risposta, diciamo, in parte monca. Può spiegare al Tribunale come funziona? Perché prima l'avvocato Naso le ha chiesto ma come è avvenuto questo primo incontro? E lei ha detto non lo so. E ha detto non lo so, io faccio indagini. Può spiegare come funziona? Cioè, cosa deve fare lo SCICO e cosa fa lo SCICO e come poi diciamo, la polizia giudiziaria viene messa a conoscenza dell'informazione? Allora, lo SCICO è un servizio centrale per le informazioni di CO che fa tantissime cose, tra le quali gestisce ad esempio le fonti informative. Oltre alle fonti informative gestisce e coordina le indagini sotto copertura, anche affinché siano standardizzate in qualche modo a livello nazionale, proprio perché siccome sono indagini molto è importante anche che ci sia chi abbia l'expertise, insomma, poi una cosa è il GOA di Roma che è un titano, una cosa, la stessa indagine sotto copertura si potrebbe fare ad Agrigento, insomma, e chiaramente avrebbero un maggior bisogno di qualcuno che li guida, tra virgolette. Lo SCICO ha tra le varie cose, quindi dicevo, quella di imbastire l'operazione di sottocopertura, cercare eventualmente le fonti, capire cosa si può fare e in questo caso capire anche la disponibilità dell'autorità giudiziaria a portare avanti un'indagine del genere e l'interesse a indagare un certo tipo di settore. Una volta fatto questo, poi lo SCICO però non ha la forza, come posso dire, organica per seguire tutte le indagini. A questo punto crea in qualche modo un contesto operativo che cede a uno dei GICO, perché funzionalmente tutti i GICO d'Italia sono coordinati dallo SCICO, è un po' come il ROS centrale con i ROS locali, e quindi viene calato questo pacchetto nel GICO diciamo competente per territorio, in questo caso anche nella sezione competente per materia, perché si parla di narcotraffico, quindi la mia,
E ci sono poi da un lato un flusso di comunicazioni formali, no? Con cui lo SCICO mette a conoscenza formalmente il reparto che è stata avviata un'indagine sotto copertura, che è stato nominato questo soggetto come responsabile delle operazioni sotto copertura, che ci sono questi undercover, che c'è questa interposta persona. Dall'altra ci sono i rapporti informali, umani, in cui la persona X parla con la persona Y, i comandanti vanno dal procuratore in una prima volta, una seconda volta si portano anche gli ufficiali che poi fisicamente seguiranno, come posso dire, l'aspetto tattico, e in quel caso non ci sarà soltanto il procuratore aggiunto, ma c'è anche il magistrato che il procuratore aggiunto ha deciso segua l'indagine. Ed è lì è stato la prima volta che io ho saputo, in questo consesso in cui c'ero io, c'era lei, c'era il dottor Prestipino, c'era il generale Barbera che comandava lo SCICO, c'era il generale Compagnone che attualmente è il comandante provinciale di Roma, all'epoca era il comandante del nucleo, c'era il colonnello Mastro Domenico che era il mio comandante dell'epoca a GICO, e c'ero io. No, glielo chiedo perché lei nel corso dell'altra udienza ha detto che il primo incontro che lei ha avuto col francese è stato il 29 marzo Sì. 2017 e che il francese era già stato nominato come interposto in forza di decreto adottato dal generale il 9 marzo del 2017. È vero. Quindi la domanda è questa: il decreto che nomina quindi il francese interposto viene fatto sulla base di cosa? Delle attività preliminari fatte dallo SCICO? Sì. Quindi diciamo quelle domande che le faceva l'avvocato Naso prima sulla valutazione preliminare di attendibilità viene fatta dallo SCICO? Viene fatta preliminarmente, certo, dallo SCICO. E poi lei ha detto, insomma, ha utilizzato questa espressione efficace, quando finiscono ci danno il pacchetto. Sì. Ultima domanda, lei ha modo in qualche modo di, perdoni il gioco di parole, di mettere becco sugli accertamenti fatti dallo SCICO o non sono di sua competenza? Allora, non sono di mia competenza e mi fido ciecamente, ma non perché Certo. sono un bravo soldatino, spero anche di esserlo, ma perché io conosco chi ha fatto gli accertamenti, so che è gente affidabile. Sì, ma a me quello che interessa evidenziare è che sono, diciamo, accertamenti e competenze diverse. Lo SCICO fa il suo, Sì. il francese viene nominato come infiltrato, poi la parla passa a lei, che come ha detto lei io faccio le indagini. Assolutamente, anche perché lo SCICO ha altri strumenti che non ho, ha altre interlocuzioni che non ho. Lo SCICO interagisce quotidianamente con i servizi di sicurezza, per esempio, io no. Va bene, grazie, non ho altre domande. Va bene, allora la possiamo licenziare, può andare, grazie. Allora, auguri, buone feste. Allora. Presidente, io adesso sentirei Di Marzio perché mi hanno rappresentato che ha un'esigenza Di andarsene. nel Sì. pomeriggio, con i famosi accertamenti che sono cambiati i giorni, deve fare ora. Ah, ok. Va bene, facciamolo entrare subito, arrivederci. Venga, si accomodi, buongiorno. Buongiorno, si deve impegnare a dire la verità leggendo ad alta voce la forma di giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, le sue generalità. Di Marzio Giustino, nato a Roma il 12 gennaio del 75. Bene, prego, adesso risponde alle domande delle parti, il pubblico ministero. Sì, buongiorno. Senta, lei che lavoro fa? Io sono un brigadiere dei Carabinieri, In servizio dove? presso il reparto scorte Banca d'Italia, Da quanto tempo lei fa parte dell'Arma dei Carabinieri? dal 1995. Dal 1995. Senta, lei è sposato? Sì, Da quanto tempo? dal 2001, Dal 2001. E ha figli? 2, Che età hanno? 19 e 16. Altri? Lei è il fratello di Marzio Giuseppina. Confermo. Avete altri fratelli? No,
No. Quindi la Di Marzio, sua sorella, ha dei figli? No. Quindi praticamente quando nella conversazione intercettata suo padre parla dei ragazzini sono i figli suoi? Sì. Senta, lei sa che sua sorella è stata coinvolta 2 anni fa in un'operazione di polizia giudiziaria, sa per quale ragione? Sì. Per intestazione fittizia di beni. Ma lei di questa, diciamo, ipotesi di reato addebitata a sua sorella è venuta a conoscenza quando è stata arrestata o ne era a conoscenza anche prima? Quando è venuta arrestata. Lei non lo sapeva prima? Prima no. No. Senta, sapeva però dell'esistenza di una conoscenza, di un rapporto pregresso fra sua sorella e Casamonica Giuseppe? Confermo. Ecco, ci può dire quello che sa su questo punto, cioè da quanto tempo si conoscevano, che tipo di rapporto avevano, dove si erano conosciuti, quando si erano conosciuti? Il rapporto era lavorativo, perché mia sorella gestiva un locale a via San Sabba. Che si chiama? Shango, ex Shango. E si sono conosciuti là perché lui faceva il lavoro della sicurezza. Di che periodo stiamo parlando? Non ricordo, ma 2008 parliamo. Senta, questo locale sua sorella lo gestiva da sola o aveva dei soldi? No, era in società con Maiolino Fabio e Daniele Laurito. E quindi lei ha detto sua sorella era contitolare di questa attività, sì, e Casamonica Giuseppe faceva la sicurezza. Sì. Quindi lei ha detto un rapporto professionale praticamente. Sì. Ecco, lei sa se poi questo rapporto professionale, insomma, è diventato qualcos'altro? Sapevo che si frequentavano? No, non lo sapevo. Che hanno avuto delle corrispondenze quando lui era detenuto, tramite mio padre. Tramite suo padre la conoscenza o la corrispondenza? Tramite mio padre la corrispondenza. Cioè, spieghi meglio. Quando lui era detenuto avevano una corrispondenza postale. Sì, no, che c'entra tramite suo padre? Mio padre mi ha riferito questo, perché ecco, mio padre era questo che volevo capire. Sì, viveva con mia sorella. Ho capito. Mi scusi, perché lei ha dichiarato quando è stato sentito a SIT il 31 luglio del 2018 ero a conoscenza già 10 anni fa che Pina aveva una relazione sentimentale con Peppe, che sarebbe Casamonica Giuseppe. All'epoca Pina gestiva con 2 soci lo Shango. Quindi vorrei sapere se mi conferma questa dichiarazione. Cioè le dice io lo sapevo già all'epoca. Sapevo che non sapevo che stavano insieme, l'ho saputo tramite mio padre che avevano un rapporto sentimentale. Ma l'ha saputo quando Giuseppe Casamonica era detenuto o lo sapeva da prima? Quando era detenuto? Perché lei ha detto ero a conoscenza già 10 anni fa. 10 anni fa era 2000. Lei ha detto nel 2018, quindi lei dice io lo sapevo dal 2008. Sì, non ricordo io quando è stato tratto in arresto Casamonica, però il periodo che lui non c'era io ho saputo che aveva questa corrispondenza postale. Quindi lei lo ha saputo quando hanno iniziato la corrispondenza e lui era detenuto? Sì. Senta, ma prima di avere lo Shango, sua sorella gestiva un'altra discoteca? No, prima dello Shango no. Perché lei ha dichiarato, sempre in questo verbale, Pina e Casamonica Giuseppe si sono conosciuti prima di gestire lo Shango, quando lei era direttrice di una discoteca sulla Portuense, il Metropolis. Sì, non gestiva il locale, faceva la direttrice. Faceva la direttrice. Sì. Quindi si sono conosciuti qui? Sì.
E qui Giuseppe Casamonica cosa faceva? Sempre la sicurezza. Perché, e questo lei l'ha visto con i suoi occhi personalmente? Sì, l'ho visto. Quindi qui al Metropolis Giuseppe Casamonica faceva la sicurezza e sua sorella era la direttrice. Sì. Poi sua sorella prende lo Sciangò. Sì. Lei prima ha detto nello Sciangò, se ho capito bene, Giuseppe faceva sempre la sicurezza. Sempre la sicurezza. È sicuro di questo? Perché lei ha dichiarato, poi Pina ha iniziato la gestione dello Sciangò e qui come clienti spesso ho notato Casamonica Giuseppe, dei di Silvio Di Ossi e dei Casamonica della Romanina. Mi può ripetere questo passaggio? Lei ha dichiarato che al Metropolis Giuseppe faceva la sicurezza. Confermo. E sua sorella era la direttrice. Poi ha detto che sua sorella dopo ha preso lo Sciangò. Sì. Ha detto poi Pina ha iniziato la gestione dello Sciangò e qui come clienti spesso ho notato Casamonica Giuseppe, cioè veniva come cliente e non faceva la sicurezza. Allora, non ricordo bene, comunque mi ricordo che allo Sciangò erano come avventori. Quindi scusi, alla luce di questa contestazione modifica un po' la sua dichiarazione? Cioè lo Sciangò era avventore, non responsabile Non mi della ricordo sicurezza? quello che ho dichiarato al momento che... Quella cosa le viene detta affinché lei possa cercare, no, di mettere a fuoco meglio la memoria. Perché sono passati anche molti anni No, per sulla carità, collocazione cerchi temporale. se è in grado di essere più preciso, diciamo, su questo ruolo, se c'era un ruolo o non c'era un ruolo di responsabile della sicurezza presso lo Sciangò da parte di Casamonica Giuseppe. No, era come avventore allo Sciangò e come sicurezza quando mia sorella faceva la direttrice a un locale a Portuenza, non mi ricordo il nome adesso. Diceva Metropolis. 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 Senta, successivamente sua sorella ha avuto altre discoteche? Sì, allora lo Sciangò e il Marilyn Il Marilyn dov'era? in via Libetta, E anche qui aveva dei soci o era da sola? sempre con Maiolino Fabio e Laurito Daniele. Senta, risulta insomma documentalmente Casamonica Giuseppe è stato arrestato nel gennaio 2009. Lei sa quando sua sorella ha preso il Marilyn? No, non ricordo esattamente il periodo. Ma prima o dopo che Giuseppe venisse arrestato? Non lo so questo, o non ricordo. Perché lei ha dichiarato, prima la frase che le ho detto prima, ha iniziato la gestione dello Sciangò e qui come cliente veniva Casamonica Giuseppe. Lei dice, poi Casamonica Giuseppe è stato arrestato. Proseguendo temporalmente, Pina e i suoi suoci, Laurito e Maiolino, credo nell'anno 2010 hanno aperto un'altra discoteca, il Marilyn. Quindi lei dice che dopo l'arresto di Giuseppe, intorno all'anno 2010, sua sorella apre il Marilyn. Conferma questa dichiarazione? Confermo. Senta, all'interno lei è mai andato al Marilyn? Sì, accompagnavo mia sorella perché anche lei ha problemi di salute. Non riusciva a guidare la macchina, quindi l'accompagnavo io. L'accompagnava lei? Sì. E si limitava a accompagnarlo o entrava dentro e stava un pochino? No, accompagnavo e stavo anche all'interno. Ma tutta la sera? Eh sì, aspettavo che finiva la serata. Senta, lei conosce, sa se Casamonica Giuseppe ha dei figli? Sì. Ne conosce qualcuno? Penso che il nome non so se è Guerino o comunque Chicco. Chicco. L'ha mai visto all'interno del Marilyn? Sì. Ma veniva come avventore o faceva altro? Veniva come avventore, ma ha anche lavorato insomma per mia sorella, perché io domandando a mia sorella la sua presenza al locale, lei mi aveva detto che aveva bisogno di lavorare, quindi l'aveva preso per lavorare all'interno del locale.
Ecco, ma ha notato qualcosa di particolare? Lei perché fa questa domanda a sua sorella? È un po' per il lavoro che faccio io e... Cioè? Non so se... Non capivo la presenza in quel locale. Cioè, appunto, proprio per il lavoro che fa lei, quindi ha notato qualcosa di strano. Vorremmo capire... Qualcosa di strano no, perché parlava con mia sorella, io ho domandato la sua presenza che non era costante, però veniva insomma il fine settimana e quindi ho domandato la sua presenza lì e mi ha detto che gli stava dando una mano perché aveva bisogno di lavorare. Ma che faceva esattamente? Visto che lei era lì, che cosa faceva? Serviva i tavoli? Cioè lei ha notato qualcosa di strano o fa questa domanda semplicemente perché era il figlio di Giuseppe Casamonica, ha capito? Sì, no, non ho visto nulla di strano. Non ha visto nulla di no. strano. E quindi siamo sempre in attesa di sapere cosa facesse Casamonica Guerrino. Sempre un aiuto alla sicurezza, insomma. Perché lei ha dichiarato, più volte l'ho visto, sarebbe Casamonica Guerrino, nel citato locale chiudersi in ufficio con Pina per meno di un'ora. Non era un avventore, ma veniva da solo per incontrare Pina. E proprio per questo atteggiamento a me strano, cioè a lei strano, che ho chiesto chiarimenti a Pina. Sì, si chiudeva anche in ufficio con Pina, sì. No, veramente qua dice solo questo. Quindi, cioè, che cosa ha notato? Perché lei lo dice proprio qua, io ho notato qualcosa di strano. E che cosa gli ha risposto sua sorella? Che veniva perché aveva bisogno di lavorare e l'aveva assunto, insomma. Che sua sorella dice, ho chiesto chiarimenti a Pina e lei mi ha detto che lo aiutava economicamente. Sì. Sì, però io vorrei capire bene perché lei in questo verbale non dice che Casamonica Guerrino lavorava nel locale. Lei dice, io noto una presenza strana di uno che non è un avventore, che viene e si chiude in ufficio con mia sorella. E mia sorella poi mi ha chiarito che lo aiutava economicamente, ha capito? Quindi vorremmo capire qual è la dichiarazione. Mi sembra che avevo detto ai carabinieri che la risposta di mia sorella era perché la aiutava economicamente ma lavorando. No. Infatti lei dice, guardi, le sollecito ulteriormente la memoria, questa sua frase viene verbalizzata proprio perché lei dice, proprio per questo atteggiamento a me strano ho chiesto chiarimenti a Pina. Ovviamente se fosse uno che lavorava ci sarebbe niente di strano, capito? Quindi si sforzi, io le sollecito la memoria su questo punto. Cioè lei dice, io noto una presenza strana all'interno del locale, questo Casamonica Guerrino, e chiedo chiarimenti a mia sorella. Sì, ho chiesto chiarimenti e lei mi ha risposto che gli stava dando una mano economicamente perché aveva problemi economici. Senta, lei ha mai saputo che anche Casamonica Giuseppe veniva aiutato economicamente da sua sorella? Sì, l'ho dichiarato tramite mio padre, ho saputo questa cosa. Ecco, ma esattamente cosa pagava sua sorella, lo sa? Mio padre mi aveva riferito che aveva pagato delle spese giudiziarie, un avvocato. Senta, poi è stata intercettata una telefonata fra lei e suo padre il 17 luglio 2018 alle 11:47 il RIT il 4163/2018, il progressivo 80. Quindi è la mattina del 17 luglio del 2018 sua sorella è stata arrestata da poche ore. Nell'ambito in corso di questa conversazione lei a un certo punto dice a suo padre: gli hai dato 50.000 euro, gli hai dato, cioè sai che vuol dire quant'è? Ma là non gli dovevi dare proprio un cazzo, non gli dovevi dare, là gli dovevi far togliere la casa. Tanto che suo padre poi gli risponde: ma mi hanno minacciato, ci sono i ragazzini.
A che cosa si stava riferendo? Sì, mio padre mia sorella aveva chiesto un prestito a alcuni componenti della famiglia Casamonica e mio padre, purtroppo mia sorella non riusciva a ridare questi soldi e mio padre è andato ha dato aiuto a mia sorella versando questi soldi. Ma innanzitutto questi esponenti della famiglia Casamonica di dove sono? Lo sa? Allora, io per quello che mi aveva detto erano di Grottaferrata. E quanto ha dovuto sborsare suo padre? 50.000 euro. Perché nell'intercettazione dice 50, nell'esit dice 40, se lo ricorda? Mi sembrano 50.000 euro. Comunque dico, scusi, è una somma ingente, no? Lei ha chiesto, ci faccia capire bene, lei come lo ha saputo, chi gliel'ha detto, quali erano i termini? Mio padre me l'ha detto dopo circa un anno e mezzo che era successo il fatto. E cosa le ha detto esattamente? A me mi aveva detto solamente che aveva restituito dei soldi che Pina aveva preso in prestito per problemi legati al lavoro, insomma. Da esponenti della famiglia Casamonica. Sì. Dico, lei fa un lavoro particolare, dico, quindi ha cercato di capire, gli ha chiesto... Ho cercato di capire, ma loro mi hanno sempre lasciato al di fuori da questa problematica e mi hanno detto solamente che hanno restituito i soldi che Pina aveva preso in prestito. Quindi sua sorella, per esempio, non gli ha mai spiegato bene di che cosa si trattava? No, perché non abbiamo avuto mai un buon rapporto con lei. Non avete avuto mai un buon rapporto? No, perché lei mi nascondeva parecchie cose, insomma. Ma sempre relative ai rapporti con questa famiglia? Sì. Ecco, ci può spiegare lei da quant'è che ha saputo, cioè che ha iniziato sono iniziate delle frizioni nei rapporti per i rapporti fra sua sorella e questa famiglia? Diciamo, frizioni tra me e mia sorella, diciamo, ci sono quasi sempre stati, perché non condividevo, insomma, quando sapevo queste notizie non condividevo questo rapporto che lei aveva. Va bene, non ho altre domande. Parti civili? No? La difesa? Senta, nella diciamo così, conversazione che ha citato il pubblico ministero tra lei e suo padre, questa conversazione menzionata prima, si fa riferimento, diciamo, o meglio suo padre fa riferimento al fatto che avrebbe pagato, le ha spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto di sopportare lui personalmente questo esborso economico? Se c'erano state ragioni particolari che lo avevano indotto, diciamo, a intervenire a supporto in sostituzione di sua sorella? No, è intervenuto perché ha detto è mia figlia e gli ha dato una mano per pagare questa cosa. A me questo mi ha detto, insomma, dopo un anno che era successo, un anno e qualcosa. E questo richiamo che c'è nella conversazione alla presenza dei ragazzini, a cosa si faceva, se lei lo sa, a che cosa si faceva riferimento? No, si faceva riferimento perché loro mi hanno sempre lasciato al di fuori da questa problematica e ha detto io ho pagato anche perché avevo paura di, penso riferire ai miei figli, se potesse succedere qualcosa, non lo so. Cioè io quello che vorrei capire se suo padre le riferì, diciamo, di aver agito
ricevuto, perché aveva ricevuto delle minacce o perché semplicemente lui temeva che potessero esserci delle ritorsioni? Capito? Sì. Sono due cose un po' diverse, no? Lei parla di quella conversazione o precedentemente quando io sono venuto a conoscenza? No, del pagamento di quella somma di denaro. Sì, no? Allora, inizialmente mi ha detto solamente che lui era intervenuto perché mia sorella non poteva sostenere questa cosa e quindi ha dato ausilio a mia sorella versando quella somma lì. Poi nella conversazione si evince che aveva paura in caso potesse succedermi qualcosa a me e alla mia famiglia, se lui non avesse pagato. Ma le riferì di aver ricevuto delle minacce esplicite? No, assolutamente. Ma lei non ha più affrontato quella conversazione? Cioè, la cosa è stata No, io no, è finita là, io non ero molto attirato in quella conversazione perché... Faccio finire la domanda, è una cosa che non avete mai affrontato più, nel senso al di là della conversazione, non ha ripreso più questo discorso con suo padre? No, non abbiamo più ripreso. Per capire se come fossero andate le cose effettivamente? No, c'è stata quella conversazione e poi non abbiamo più parlato. Non ne avete più parlato, vabbè. Va bene, allora. Però Presidente, chiedo scusa su questa domanda, però nella telefonata veramente mi sembra che suo padre le dica esplicitamente di aver ricevuto delle minacce, le dice anche cosa gli hanno detto. Sì, lui ha detto, però non abbiamo, successivamente non abbiamo avuto, io non ho avuto ripercussioni di nessun tipo. Sì, ma io le ho fatto un'altra domanda, però le avevo chiesto se suo padre le precisò le circostanze nelle quali si era determinato a pagare. E lei ha detto perché voleva intervenire in aiuto di mia sorella. Io poi le ho detto ma ha ricevuto delle minacce esplicite o no? E lei ha detto questo non lo so se al momento aveva ricevuto delle minacce. A me quello che mi ha riferito allora quando è intervenuto che aveva semplicemente ridato i soldi. E questo è quello che le dissi in una prima battuta, sì. Tempo dopo, perché questa telefonata intercorre del 2018 in coincidenza con l'esecuzione delle misure degli arresti, le riferì. Dal tenore della telefonata sembra che le abbia riferito in modo più chiaro e più esplicito che aveva ricevuto delle minacce. Sì, ma lo dice mio padre, io non lo so questo. Io non le ho chiesto se lei lo sa, è ovvio che lei non lo sa, non era presente, non poteva sapere. Io le ho solo chiesto che cosa le avesse riferito suo padre. Ha capito? Non che lei debba dirmi se è vero o non è vero, è ovvio che lei può avere un'informazione soltanto del relato, in quanto è qualcosa che altro soggetto le riferisce. Però mi pare di capire che lui glielo riferì in un modo esplicito che aveva ricevuto delle minacce. Ma aveva ricevuto delle minacce perché doveva pagare questi soldi o delle minacce sulla mia famiglia? Io questo non ho capito. Ce lo dovrebbe dire lei, lei dovrebbe sapere che tipo di minacce suo padre le disse di aver ricevuto. No, riguardante la mia famiglia non ha ricevuto minacce. Ma scusi, gentilmente la telefonata. Brigadiere. La frase le dice suo padre è questa, perché lei dice è sbagliato perché sostanzialmente lei si lamenta del fatto che sua sorella è stata arrestata per la vita che ha fatto, no? È pure sbagliato, dice lei, gli hai dato 50.000 euro, gli hai dato, e suo padre dice ma a me mi hanno minacciato, mi hanno detto tanto se fai qualche movimento e arrestano a me e vado io, sappiamo dove abiti, sappiamo dove abita tuo figlio, sappiamo tutto. E suo padre dice, lo so, quindi ci stanno i ragazzini, ho pagato. Quindi, signor Di Marzio, non è come sta dicendo lei, suo padre le dice una cosa esplicita, cioè mi hanno minacciato, ho pagato perché sono stato minacciato pesantemente. A questo punto io vorrei capire, visto che lei è un brigadiere dei carabinieri, quindi dovrebbe anche avere un atteggiamento un pochino più rilassato in questa sede, perché lei non fa una denuncia o perché non cerca di capire bene, capito? Perché qua suo padre dice mi hanno fatto un'estorsione di 50.000 euro di Casa Monica. Io non so se avevo capito bene quello che avevo capito. Sì, c'è la conversazione, ma non è che mi ricordo perfettamente quello
Cioè, io pensavo che fosse, cioè, l'ha detto mio padre dicendo che ci potevano essere delle conseguenze se in caso non pagava. Scusi, lei già sapeva, perché si capisce dalla conversazione, che suo padre aveva dato 40-50 mila euro ai Casamonica per un prestito di sua sorella. Le risulta, per quello che la sua esperienza da carabiniere e da cittadino romano, che i Casamonica siano dei banchieri? No. Oh. Quindi quando uno a Roma dice mi hanno fatto un prestito di 40.000 euro i Casamonica, lei sa cosa significa? Sì. E ce lo dica, cosa significa? No, so quello che significa, però non avevo pensato a quello al momento, perché aveva comunque questa amicizia con questa amicizia, gli hanno prestato una somma di denaro e suo padre ha dovuto pagare perché è stato minacciato pesantemente lui e la sua famiglia. Da questa telefonata risulta in modo chiarissimo. Quello che vorrei capire io è lei, che è un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, a questo punto, primo, perché non fa una denuncia, secondo, perché non cerca di capire bene, perché per quello che sta dicendo oggi sembra che lei sia rimasto così, ne abbia preso atto, come per dire vabbè, pazienza. No, non ho preso atto, nel senso... La situazione comunque, insomma, è quella trascritta, è quella che abbiamo agli atti. Sì, io ho letto la perizia, Presidente. Sì, no, non sapevo se stava leggendo, infatti stavo riprendendo il passaggio della perizia. Sì, no, non lo so. Posso capire anche che lei si può essere trovata in una situazione di imbarazzo, però diciamo nel momento in cui sente suo papà si capisce che cosa le dice suo papà, no? Cioè, insomma, lei non è che la devo richiamare, no? Qui in questa sede, eppure un brigadiere dei carabinieri penso che sappia che deve dire la verità. Sì. Perché insomma sembra un po' strano, no? Questo suo non ricordo della vicenda, la telefonata è molto chiara, suo papà le dice che ha pagato perché è stato minacciato. Insomma, dobbiamo ho capito la se chiamata. la ricorda, dobbiamo rileggere tutti i passaggi, insomma ci sono 3-4 frasi molto esplicite. Se le ricorda o non se le ricorda? Se stanno agli atti, sì, le ricordo, però non pensavo che... Cosa non pensava? Cioè, non pensavo che era stato minacciato pesantemente o era stata minacciata anche la mia famiglia, questo era. Quindi non gli ha creduto a suo papà quando le diceva queste cose, non gli credeva sostanzialmente? Non gli ho creduto tanto perché diciamo io ero adirato per quello che era successo e tutta la situazione, e poi lui mi ha sempre comunque omesso di dire tantissime cose e anche quando è successo l'evento che ha dovuto pagare questi soldi, loro mi hanno sempre lasciato al di fuori e mi hanno sempre detto che mia sorella aveva preso questo prestito e avevano restituito. Lui si era interessato per restituire questi soldi perché mia sorella non aveva la possibilità di restituirli. Questo loro mi hanno sempre, e parliamo sempre dopo 1 anno e mezzo, mi hanno detto questa situazione, 1 anno e mezzo. Quindi neanche quando sono successi i fatti mi hanno reso edotto di questa situazione. Quindi io si crede a mio padre di quello che è successo, però mi hanno sempre tenuto un po' al di fuori da questa storia. Sì, ma la domanda è diversa. L'avranno anche tenuta fuori da questa storia, ma fino a un certo punto, perché si capisce che già la sapeva. Ma a un certo punto suo padre avrà fatto, come dire, l'operazione verità in questa telefonata e siete stati sfortunati e l'abbiamo intercettata noi. Però qua è chiaro, glielo dice in modo molto chiaro, non la tiene fuori. Quindi noi vorremmo sapere, lei per quale motivo non fa una denuncia a questo punto, o non cerca di capire meglio, o non si attiva in qualche modo, capito? È la terza volta che glielo chiedo. Sì, ho capito.
Non lo so perché non mi sono attivato, perché non so che dirle da questo punto di vista. Vabbè, non ho altre domande, Presidente. Va bene, allora non c'erano... Scusi, ma lei non si è attivato, ha avuto paura lei? No, non ho avuto paura. E perché... allora perché non è intervenuto in alcun modo, non ha fatto una denuncia, non ha fatto niente? Perché cioè, ogni volta che anche incontravo papà, cioè, oltre quella conversazione però cercavano sempre di non parlare più di questa storia, e mi diceva che di lasciare stare, perché aveva comunque risolto il problema che aveva avuto Pina. Per questo non mi sono attivato. Suo padre le ha mai detto che avesse paura di possibili ritorsioni nei suoi confronti? No, non mi ha mai esternato che aveva paura di qualcuno. No. Va bene, si può accomodare, grazie, può andare. Ci sono domande? Sì, no, scusi, si sieda un attimo, mi faccio capire, suo padre che lavoro fa? Mio padre è pensionato adesso. Ma è miliardario? No. Dico, è una persona particolarmente facoltosa? No. E come che paga 50.000 euro così, dopo aver ricevuto minacce del genere? Lei mi dice pure no, non aveva paura. Presidente, però la sua risposta l'ha data, ne prendiamo atto. Sì, Noi sì, possiamo... è una risposta un po' stentata, diciamo, perché... Pronto? Anche perché nella telefonata lo dice chiaramente. il testo Il si motivo prende, per cui ha pagato. si prende anche le sue responsabilità nelle dichiarazioni. Lo so, che Presidente, dà, però lo vorrei aiutare il test. Dico, brigadiere, dica la verità. Di Sta che cosa facendo? lo- Faccio capire, suo padre paga 50.000 euro dopo che è stato minacciato e non ha paura. Dico, lei non è che vende i pomodori in piazza, è una No, però non è che giornalmente mi diceva che aveva avuto altre minacce, oppure erano andati a casa, oppure mi ha chiesto aiuto. Non posso dire questo, che poi al momento, all'atto che ha versato questi soldi, si evince che lui ha subito delle pressioni, però io parlo successivamente, non sono a conoscenza se ha avuto altre, cioè non mi ha mai riferito nulla. Ma io le dico che in questa telefonata suo padre le dice: io ho pagato perché mi hanno minacciato e ho avuto paura anche per i ragazzini. Sì, cioè, perché lui ha contestato il fatto che aveva versato questi soldi. Vabbè. Va bene, si accomodi. Presidente, possiamo fare un minuto di pausa? Tanto l'altro test è veloce, finiamo prima della pausa pranzo. No, perché siccome abbiamo la pausa pranzo, proprio un minuto, 5 minuti, così poi ci liberiamo. Sì, una cosa velocissima. Va bene, allora 10 minuti di pausa, via.